Kepa, no, niente a papà. La burla, la commedia, il ridere. Io con te, tu con me. Benvenuti e bentornati sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi andrò a reagire alle migliori parate di Kepa, il portiere del Chelsea. Lo ricorderete molto bene, anche perché ha vincito parecchie cose al Chelsea. A me questa cosa piace parecchio, e che potrebbe diventare un nuovo portiere del Napoli, in cui potrebbero cambiare diverse cose, diversi scenari. Adesso ne andremo a parlare. Prima di cominciare però di vedere il video, ovviamente vi chiedo di lasciare tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, voglio, è sempre gratuito, non vi chiedo un euro, e lasciate un commento, fatemi sapere appunto qui sotto voi cosa ne pensate della questione portieri, della questione Kepa, della questione Meret, perché poi a quel punto potrebbero cambiare diverse cose, tra cui appunto la posizione di Meret all'interno della squadra. Aiù, perché se dovesse arrivare Kepa e tutti ne parlano veramente come se questo sta fuori a porta, dici ma sulla rapie e tras, e Meret poco fa, infatti non è ancora arrivata la firma di Meret sul contratto che lo legherebbe ancora al Napoli, perché sta aspettando appunto di capire se fu titolare o fa una voto o panchinare. Andiamo a parlare un attimo della questione economica, no? Questo praticamente viene qui in prestito con riscatto, quindi diciamo stessa operazione che si fece ai tempi con Anghissà, ma piace, e con il Chelsea che è disposto a pagare 3/4 dell'ingaggio di Kepa, che è poco più di 9 milioni all'anno. I club si sono già accordati su tutto, c'è l'accordo totale anche col calciatore, l'unica cosa è che si stanno limando i bonus, però tutto quando sono molto fiduciosi, cioè nel senso mettono clessite a destra e a sinistra, ma stanno facendo a Mangu, Charden, anzi ancora lo uomini o no, anche perché Agisca è una bella innamorata. No, mi disso Roberta, no, sto scherzando, no, cazzo, ho fatto una battuta. 27 anni, ma Kepa già ha vinto tutte cose, ha vinto un'Europa League, una Champions League, una Supercoppa e anche una Coppa del Mondo per club, sempre con il Chelsea, quindi veramente molto esperto, nonostante comunque la sua giovane età. A me questa cosa piace particolarmente, sapete, quando sono esperti, quando hanno vinto soprattutto, quindi sono abituati a vivere e a gestire delle situazioni, a me mi fanno papà arrazzare. Soprattutto ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni, e già questa cosa veramente è molto importante. Non dico che viene a fu leader o a vincere queste cose, però potrebbe darci una grossa mano a gestire appunto delle situazioni. E niente, io penso che ve lo ricorderete, a parte che lui ha diciamo una sorta di record, perché lui quando nel 2018 passò dall'Atletico Bilbao al Chelsea viene pagato 80 milioni di euro, cioè oggi non è il primo portiere in quanto a costo elevato, però penso sul podio. E poi un'altra cosa, questa diciamo divertente per noi, no, per Sarri, perché nel 2019, sto leggendo qui, il 24 febbraio 2019, quando c'era la finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Chelsea, Sarri stavano per finire diciamo i tempi supplementari, stavano all'ultimo minuto, stavano ancora 0-0, lo richiamò in panchina, voleva fare entrare un altro portiere e Is si rifiutava, cioè trova pigliombo, cioè io poi sono andato a vedere e a leggere il labiale, sono molto bravo in questo. Sarri, no, Sarri. E niente, comunque in una shot, tra l'altro lui parò anche un rigore, però fu vanificato dagli errori dagli 11 metri di Jorginho e Luiz, e vabbè, poi fu multato, il suo stipendio venne dato anche in beneficenza, poi ma che te ne fotti, cioè che se vi chiedono un milione all'anno, ma che spacci te ne fotti. Ma poi comunque non voglio perdermi troppo in chiacchiere, voglio andare a vedere questo portiere, voglio andare a reagire per la prima volta a delle parate, perché ho sempre visto, che ne so, attaccanti, difensori, terzina. Adesso andiamo a vedere per la prima volta un portiere, reagiamo e che Dio ce la mandi buona. Vamos! Ci siamo, vediamo le migliori parate 2019-2020, ragazzi, siamo andati un po' indietro per le parate di Kepa. Bello guaglione, comunque sì, ci sta, anche perché la Gita è una bella innamorata. Cazzo a Luca ha fatto, c'è una da pigliare. Qui praticamente l'ha toccata pochissimo, qua invece una bellissima parata su questo colpo di testa, su questa torsione. Allora qui la palla dentro con la manona, Kepa, con cui ancora si distende Kepa, e qui bella parata diciamo sotto e sotto. Qui in uscita attaccante non mu fa male, che sta ancora da venire, bella col piede qua, sta ancora da venire a Napoli, già struppiata. Come è possibile? Ogni video che vedo facete male i difensori, l'attaccante, i centrocampisti, i trequartisti, i portieri che andavano a Napoli. Mamma mia, vabbè, questa sì, inizialmente sembrava un po' più complicata, poi lui è stato là agli 11 metri, mantiene la posizione qui sugli 11 metri da para, e qui ancora col piede, nonostante l'attaccante avesse
mirato l'altro angolo e qui salvataggio su Momosa. Ma che cazzo ha combinato qua? C'è doppia parata, quindi reattività 10 più. Mamma mia, mamma Carmine, questa era difficile, questa era veramente difficile. Questa nell'angolino andava, colpo di testa. Mamma mia, sotto e sotto. Qua che fa? Adottami. Allora ancora qui l'attaccante. Vabbè, questa non complicatissima, però c'è. E qui se la lascia sfuggire, però Parop pensa che l'aiuta a pigliare. Non mi ha fatto vedere sta clip che mi fa vedere quello che fa. Ancora qui Kepa. No, comunque penso che possa dare una grossa mano al Napoli, soprattutto dal punto di vista qui in uscita, dal punto di vista dell'esperienza. Poi veramente è un bel portiere, ovviamente non lo scopro e non lo scopriamo oggi, già lo conosciamo. La Spiliqueta che gli abbraccia il suo idolo. Kepa, grandissimo Kepa, qui la posizione era avvicinata, qui ancora Kepa. Reattività a livelli clamorosi estrema, qui su calcio di punizione. Kepa c'è, con la manona di richiamo qui. La tocca quel tanto che basta per mandarla in calcio d'angolo, proprio con gli artigli, le unghie, e qui la blocca addirittura con un po' di difficoltà, ma c'è sempre. Però la palla non era uscita là. Vabbè, qua voleva mettere cross in mezzo, se voleva fare che vai via, marmocchio via, mi ha fatto il tiro. Che clip è? Vabbè, questo non direi merda. Questo pure, diciamo, non era complicatissimo. Vabbè, come fai a fare la gente che è un bello guaglione. Vabbè, cazzo va asciutto a nosuroso, poteva scegliere, cazzo ne so. Qua in uscita, qui vabbè, il terzino voleva sorprenderlo sul primo palo, ma Is Burkait mirare a Fanaf, doi. Allora, qui l'attaccante sul primo palo cerca il tiro, ma lui c'è ancora qui su Mo Salah di esterno con la manuna, una di mano. Non lo so se è il video che me la fa vedere così grande, ma è una di mano. Vedete, in mani Gianni Morandi questo. Allora, qui Kepa ancora una volta a parare in controtempo questo tiro, ora avvicinato, e qui ottima parata. Sì, era centrale, ma ad una velocità importante. Ha cavato capo e palo. Che io offro l'induces. Bella parata questa, mamma mia, controbalzo, sta palla che arriva comunque a tutta velocità. Qui non complicatissima. Una bella parata. Qua invece è complicato, perché qua sotto e sotto una bomba, sotto e sotto una botta clamorosa, qua da lontano. Vabbè, mantiene la posizione, tutto facile, diciamo. La respinge così. Calcio di vedi che in calcio di punizione non segnate. Qui ruba la palla. Beh, Osimhen non mi fa male, vogliono malamente, Osimhen, non mi fa male, vogliono malamente. Ah, quindi già vi siete incrociati, piccoli. Però Osimhen che hai fatto, cioè, sei fatto bravo con Kepa. A butti già con Meret, con Contini, con Marfella, con Dasiak. Ma con Kepa fa proprio brava. Dai. Mamma mia, come la pigliate che sulla linea? Ma questa era veramente una diemana. Mamma mia, qua la schiaffeggia, quel tanto che basta. Deviazione e c'è ancora. No, ma che sto veramente? Non so se sia un braccio che è lungo. Guarda qua, un braccio che è lungo, guarda una mano che è troppo rossa. Una sformata. Qui ancora sotto e sotto, doppia parata, tripla parata. Che si mi ha ricordato un po' Meret di Belle Navoto contro il Verona. E questo è Kepa. Secondo me ottimo portiere, ottimo prospetto. Speriamo bene, noi ce l'auguriamo, anche perché io sto vedendo i tifosi, la piazza del Napoli veramente infiammata da questo nome, anche perché da come ho capito, da come ho constatato, diciamo che la presenza tra i pali di Meret non dà troppa sicurezza e fiducia ai tifosi del Napoli. Vediamo, speriamo bene per Kepa al di là di tutto. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi tutti quanti al mio canale
canale e forza Napoli sempre. Ciao a you.